Buon pomeriggio, siamo con il presidente del comitato regionale Roberto Nardi. Intanto, buon pomeriggio presidente, grazie di essere qui con noi. Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti quanti. Allora, presidente, chiaramente la notizia è uscita ieri sera con una lettera che è stata inviata dal presidente Petrucci, con la quale si annunciavano la conclusione dei campionati regionali, di tutte le attività dei comitati regionali. Ci può spiegare meglio nel dettaglio di cosa si tratta e magari anche come è nata questa decisione? Sì, è stata una decisione dovuta e assolutamente d'obbligo, visto anche la situazione che oramai sta vivendo non solo la nostra regione, ma tutto il paese, tutta l'Europa. È ormai una pandemia veramente mondiale e era doveroso da parte nostra pensare prima assolutamente alla salute dei nostri atleti, dei nostri tecnici e delle centinaia di famiglie che partecipano ai nostri campionati, nel pubblico, gli arbitri, gli ufficiali di campo e tutte le persone che collaborano con noi, anche i nostri collaboratori nei nostri uffici federali e nelle nostre varie società. E quindi prima di tutto la salute è la cosa fondamentale. Quindi su incentivo da parte dei vari presidenti dei comitati regionali, sentiti il presidente Petrucci, che ha attuato questa disposizione, è stata doverosa d'obbligo, appunto, mi ripeto, per poter dare un punto fermo a tutta la nostra attività e pensare quindi al futuro e pensare a dover strutturare una nuova stagione sportiva con nuovi presupposti che saranno sicuramente diversi rispetto a quelli che sono stati attuati finora, ma dovevamo mettere un punto, seppur doloroso, perché è stato assolutamente doloroso in primis per noi, ma non c'erano più le condizioni per poter continuare con una stagione agonistica, perché ricordiamo, noi facciamo dell'agonismo, e continuare con una stagione agonistica che dovesse essere con uno sviluppo il più possibile normale. Questa normalità è venuta meno ormai un mese fa, le abbiamo veramente studiate e provate tutte, ma non abbiamo potuto fare diversamente da quello che è stato poi fatto. Ora, chiaramente c'è, diciamo, una parte di delusione, ma anche senso di responsabilità su una scelta di questo genere che va, come dicevi giustamente tu, a salvaguardare la salute degli atleti, degli addetti ai lavori, delle tante persone e delle famiglie stesse. Dall'altra c'è anche da parte delle società e degli addetti ai lavori un minimo di curiosità per capire che cosa vuol dire concludere un campionato, un evento che non era mai successo nella storia della pallacanestro. ehm, Quali possono essere gli orizzonti, perché chiaramente c'è chi comincia già a guardare la classifica, c'è chi comincia a pensare a che cosa può succedere, c'è già una linea di massima, un'intenzione di massima su cui vi siete confrontati tra presidenti regionali e con il presidente Petrucci? Allora, sono allo studio assolutamente tutte le soluzioni possibili e immaginabili per quanto riguarda una conclusione anche dal punto di vista appunto agonistico della stagione per tutti i campionati di nostra competenza. Questa decisione non potrà essere presa in tempi assolutamente brevissimi, anche perché dovremmo attendere quelle che saranno le decisioni dei campionati nazionali, che come ben sapete allo stato attuale sono ancora assolutamente in via di definizione. Come ben sappiamo, noi abbiamo la cura di una serie di campionati che poi hanno anche incidenza nazionale, quindi per poter definire al meglio il tutto ci vuole solo un po' di pazienza e adesso di tempo, per fortuna o purtroppo, ne abbiamo moltissimo tutti e cerchiamo di attuare tutte quelle procedure che debbono venire incontro al nostro movimento sportivo. Quindi senza lasciare indietro nessuno, sicuramente ci saranno molti scontenti, ci saranno sicuramente molte persone deluse da possibilità che prima, fino a un mese fa, avevano e ci credevano giustamente,
ma dovremmo trovare una soluzione per il bene del nostro movimento e per il bene di tutti quanti. Una delle cose che abbiamo visto che ci sono state richieste, ma che generalmente verranno sicuramente prese in esame una volta passata la, diciamo così, la situazione di emergenza, valuterete comunque come comitato regionale la possibilità di un confronto con le società, anche magari per capire se ci sono dei margini per riaprire, diciamo così, la possibilità di allenarsi nel periodo estivo. Noi lo auspichiamo veramente questo. Questa è uno degli aspetti che abbiamo valutato subito fin dall'inizio. Abbiamo cercato di attuare tutte quelle misure che per venire incontro appunto ai nostri atleti e alle nostre atlete per fare in modo che loro abbiano ancora e ancora di più la voglia e la possibilità di allenarsi, di giocare, di divertirsi con i propri compagni di squadra. Per quanto riguarda le società senior, siamo rimasti molto ma molto colpiti della disponibilità massima che abbiamo ricevuto da tutte le nostre società e quindi su questo ringrazio assolutamente tutti i presidenti e tutti i dirigenti delle società senior e giovanili anche. E quindi credo che la cosa migliore da fare sia quella di attendere e di avere il via libera da parte delle autorità sanitarie perché appunto come primo punto all'ordine del giorno c'è sempre la salute da parte di tutti. E come secondo punto, secondo me, fondamentale per il nostro movimento e per la nostra federazione è appunto quello della nostra credibilità. Dobbiamo dare dei segnali e dobbiamo dare delle comunicazioni che siano puntuali e assolutamente che non possano generare dubbi nei confronti di nessuno. Quindi quelle poche comunicazioni anche che abbiamo fatto e che ho fatto anch'io assieme a voi come comitato regionale sono state il più possibile puntuali e il più possibile dando delle indicazioni che non fossero fuorvianti per nessuno. Quindi non abbiamo voluto e non voglio ancora ora dare delle indicazioni che potrebbero essere, perché potrebbe essere qui non è contemplato per quanto mi riguarda. Quindi per tutti quanti, per poter dire da domani riniziamo a giocare, bisogna che ci siano le condizioni che al 100% ci possano garantire questo. E in che modo ricominceremo a giocare, dobbiamo avere delle indicazioni che al 100% ci possono dire che quello è il modo corretto, quello è il modo più opportuno di ricominciare con la stagione sportiva oramai 2021. A riguardo, ti chiedo una cosa che è fondamentale perché spesso si va alla ricerca di tante notizie, di sentito dire, una comunicazione che diamo a tutti gli addetti ai lavori e non a tutti quelli che seguono il basket, che sono dentro il basket e che comunque vivono la pallacanestro nel Comitato Regionale Veneto. Le comunicazioni ufficiali le trovate sui nostri siti ufficiali, eventualmente su Palla2 che è il nostro blog sito di riferimento e sui nostri canali social. Tutto quello che non esce da lì o dai siti federali, cioè dal sito della FIP, prendiamolo come beneficio del dubbio, cioè aspettiamo tutte le comunicazioni ufficiali per qualsiasi tipo di... Assolutamente sì, assolutamente sì. Soprattutto in questi momenti, mi ripeto, cioè, di tempo ne abbiamo tanto. E allora tante persone passano anche il tempo a cercare ovviamente di spulciare delle notizie da parte di siti più o meno di settore, ecco, chiamiamoli così. Ma queste notizie sono delle notizie che vengono date per mantenere alto l'interesse in quegli stessi siti, ma che non hanno un fondo di verità e di ufficialità. Quindi quello che mi sento di dire a tutti quanti i nostri presidenti, a tutti quanti i nostri dirigenti è quello di dirvi a tutti abbiate pazienza perché c'è gente che sta lavorando per il bene del movimento, cercando di avere uno sguardo a 360 gradi. E per questo appunto ci vuole il tempo necessario di valutare al meglio ogni situazione. Meglio avere un giorno in più di lavoro e uscire con una comunicazione che sia il più possibile esplicativa di tutto quello che riguarda il movimento cestistico veneto e italiano e soprattutto questo lo faranno gli organi competenti, quindi noi dovremo assolutamente, come è corretto che sia,
confrontarci con le altre regioni, con la Presidente della Consulta, con il Consiglio federale e con il Presidente federale, che sono gli organi che dovranno prendere la decisione finale su tutti quegli argomenti che oramai i nostri siti ci sguazzano in H24. Allora, avere un minimo di pazienza in questi momenti diventa fondamentale. Quindi questo mi sento di dire alle società e ai dirigenti. Permettetemi anche questo breve video e questa intervista con te per dire invece ai nostri allenatori, ai nostri istruttori che non stiamo perdendo tempo neanche nei vostri confronti, cercheremo presto, come tu ben sai Matteo, di darvi delle possibilità di formazione ulteriore attraverso questi nuovi metodi che stiamo conoscendo tutti quanti. Come ben sapete io non sono molto avvezzo al, al video, ma faccio di necessità virtù anch'io, e quindi cercheremo di darvi della formazione in questi momenti in cui purtroppo c'è uno stop definitivo di tutte le nostre attività, non perdere tempo, ma investirlo nella vostra formazione. Per quanto riguarda invece i nostri atleti, le nostre atlete, i nostri ragazzi del mini basket, vi dico continuate a divertirvi a casa, ognuno di noi ha un cestino, ognuno di noi ha delle possibilità, e attraverso i nostri fantastici istruttori e fantastici allenatori ci sarà la possibilità anche per voi di continuare a divertirvi e continuare a voler bene alla nostra pallacanestro, sperando che molto presto, questo è un augurio che mi faccio e che faccio a tutti quanti voi, che molto presto torneremo assieme a divertirci in un campo da pallacanestro, a divertirci in un campetto da basket e a correre e a tirare assieme a un canestro, perché questa è la cosa più bella che può avere il nostro sport. Presidente, grazie intanto per il tuo tempo, per le tue delucidazioni. Chiaramente ce ne saranno ancora tante altre. Ci impegniamo anche come comitato regionale, come insomma, ufficio comunicazione, a eventualmente raccogliere altre richieste da parte delle società in modo tale da vedere se ci saranno delle novità, degli aggiornamenti. Tutto quello che noi potremo darvi e comunicarvi ve lo comunicheremo. Io ti ringrazio per la disponibilità e Grazie a penso che voi. ci rivedremo insomma nei prossimi giorni con insomma il presidente ve l'ha anticipato, ci saranno anche delle novità per quanto riguarda allenatori e istruttori mini basket con dei format nuovi dedicati insomma a voi. Quindi insomma il comitato non rimane con le mani in mano. Esattamente, e in questo voglio innanzitutto anche ringraziare il gruppo arbitri del Veneto che sta facendo un lavoro immane con con i propri tesserati e mettendo a disposizione anche di molti altri quelli che sono i video in materia regolamentare che ci sono. Quindi se qualcuno è curioso e ha voglia e tempo di divertirsi con i nostri regolamenti, adesso ci sono anche delle possibilità ulteriori anche lì. Quindi, come vedete, c'è voglia di pallacanestro. Ok, io ti ringrazio perché abbiamo perso forse l'ultimo pezzettino del tuo intervento, però immagino che tu abbia detto che c'è voglia di pallacanestro e quindi noi continuiamo a aspettare questo benedetto momento di luce e di ritorno. Grazie mille Presidente Roberto Nardi e naturalmente buona continuazione di serata a tutti. Buona continuazione a tutti e mi raccomando, restate a casa.